Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati con un'altra puntata di Pronto Farmacia. Ricordiamo, rubrica realizzata in collaborazione con la Tenda TV, la Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le farmacie comunali di Vittorio Veneto. Una rubrica dedicata alla salute, al benessere e quindi a quello che ci può permettere di vivere meglio con qualche consiglio. Qualche consiglio che oggi ci facciamo dare ancora dalla dietista dottoressa Eva Da Ros, che è qui con noi anche oggi per parlare di un tema importante che è l'obesità infantile. Infatti in Italia, che ricordiamo è patria da sempre della dieta mediterranea, 2 bambini su 10 sono in sovrappeso e 1 su 10 è obeso. Quindi diciamo che è un rischio che sta sempre di più crescendo, è una problematica sempre più importante e da non sottovalutare. Quindi Eva, quali sono i rischi dell'obesità infantile? 3 bambini su 10 hanno un problema di peso, se ci pensate è tantissimo. Proprio nella patria della dieta mediterranea, che dovrebbe essere uno strumento di salute attuale e futuro. Quindi ci sono degli elementi nel nostro stile di vita che vanno rivisti sicuramente. Perché? Perché l'obesità infantile ha intanto un'alta persistenza in età adulta, il 50% dei bambini con obesità lo sarà anche da adulto, con i rischi connessi a questa patologia. In realtà già in età evolutiva un bambino con obesità ha un aumentato rischio di glicemia elevata, di pressione elevata, il 30% dei bambini obesi almeno ha un eccessivo accumulo di grasso nel fegato e quindi una serie di fattori di rischio cardiovascolari assolutamente da non sottovalutare. Quindi sono bambini che invece che vedere come bambini paffutelli, rotondetti e semplicemente sani, sono a rischio di sviluppare patologie non solo in età adulta ma già in età pediatrica. Ecco, quindi diciamo che l'obesità infantile è quindi un tema molto importante e come ci hai anche spiegato da non sottovalutare, proprio perché comunque negli ultimi anni vediamo anche che sta crescendo questa problematica. Di solito uno tendeva a ingrassare, a superare quella soglia e quindi diventare obeso sopra una certa fascia di età, invece adesso capita sempre più spesso, come abbiamo sentito da te, dalle statistiche dalle statistiche nazionali, capita sempre di più in fascia infantile. Ecco, da questo punto di vista, per essere corretti nell'attività di prevenzione, quali indicazioni possiamo dare anche al nostro pubblico proprio per saper approcciare nel modo corretto questa problematica? La Società Italiana di Pediatria ha stilato un decalogo delle raccomandazioni che partono già in epoca prenatale. Durante la gravidanza è importante, ad esempio, mantenere un aumento ponderale adeguato, quindi per una donna che parta con un normopeso, gli 11-12 kg di aumento ponderale sono considerati fisiologici, perché un eccessivo aumento di peso durante la gravidanza correla con un aumentato rischio di obesità in età evolutiva. Quindi già in epoca prenatale noi possiamo fare un intervento di prevenzione. Nei primi 2 anni di vita si è visto che l'allattamento esclusivo al seno nei primi 6 mesi diventa un fattore di protezione e anche uno svezzamento condotto in maniera saggia e senza un'introduzione eccessivamente precoce di cibi solidi può contribuire al mantenimento di un buon peso nelle età successive e comunque condurre un'alimentazione attenta e corretta fino al compimento almeno del secondo anno di vita, perché generalmente al termine dello svezzamento si tende a derogare un po' di più, ad avere meno controllo. Il controllo va mantenuto anche nelle epoche successive sulla qualità dell'alimentazione. Per i bambini in età scolare l'invito è non frequentare eccessivamente i fast food, non acquistare troppi cibi pronti, ma recuperare un'alimentazione di qualità, di cibi che vanno preparati, magari anche insieme, prodotti non troppo zuccherati, quindi evitare le bibite zuccherate, parliamo sia di cola, aranciate, ma anche i succhi di frutta. Lo zucchero che è un po' onnipresente poi nei prodotti per l'infanzia, vedi i cereali per esempio per la colazione, hanno molto zucchero, quindi attenzione agli
gli zuccheri aggiunti ai prodotti, e delle indicazioni vengono date anche per quanto riguarda lo stile di vita. Troppa televisione, troppi video, tablet, telefonini. L'indicazione sarebbe di mantenere entro le 2 ore al giorno la somma dei vari video, cercando anche di evitare di guardare televisioni o altri video almeno nella mezz'ora precedente il sonno, perché la qualità del sonno incide anche sulla nostra salute, e anche una quantità di ore di sonno adeguata sembra incidere sul peso corporeo. Quindi vengono dati poi dei riferimenti di minimo di ore di sonno giornalieri per le varie fasce d'età. Ci sono poi delle indicazioni che riguardano un po' tutta la vita: scegliere dei cibi a bassa densità energetica, quindi preferire cereali, legumi, frutta, verdura, evitare una frequente assunzione di dolci, di cibi più densi a livello calorico, e uno stile di vita attivo che si traduce in almeno 60 giorni di attività motoria, che possono essere la camminata per andare a scuola, per andare a catechismo, per andare a trovare gli amici a campetto, ma anche lo sport vero e proprio. Quindi queste un po' le 10 raccomandazioni che vengono date, che valgono poi anche spesso per gli adulti, per la famiglia. E certo, perché alla fine, se pretendiamo che i nostri piccoli si comportino in un determinato modo, ci vuole l'esempio, quindi ahimè bisogna camminare e darsi da fare, mettersi in movimento. Ecco, queste sono le indicazioni. Ecco, dal punto di vista, facciamo un approccio adesso terapeutico. Quali sono le indicazioni per questa fascia di età dal punto di vista terapeutico che ti senti di dare e che comunque normalmente vengono date soprattutto per la gestione dei piccoli? Sicuramente non la dieta intesa come un approccio restrittivo o privativo. I bambini sono il frutto della famiglia, come comportamenti, come abitudini, come gusti anche, quindi il lavoro va fatto con la famiglia, non si parla di dieta, ma di approccio cognitivo-comportamentale, quindi si lavora insieme alla famiglia, insieme al bambino, sulla revisione delle abitudini alimentari e motorie dell'intero sistema famiglia. Quindi non c'è un bambino che va curato, ma un sistema famiglia che va aiutato a portarsi verso uno stile alimentare e motorio adeguato, con l'esempio, con le raccomandazioni, con i suggerimenti, ma soprattutto con l'esempio. Quindi se pongo appunto un esempio, la colazione è un tassello mancante dell'alimentazione dei bambini, fare la colazione, noi genitori, noi adulti, costruire un momento di condivisione già al mattino, scegliendo ovviamente i prodotti giusti, è un buon esempio che incentiva un comportamento alimentare sano, che correla tra l'altro con un più basso peso. Fare colazione aiuta a mantenere un peso più basso. Quindi questo approccio cognitivo-comportamentale di tipo educativo che coinvolga la famiglia in un percorso di cambiamento. Non si cambia in pochi mesi, perché per arrivare ad un sovrappeso ci sono voluti anni, ci vuole quindi un percorso che preveda del tempo e del lavoro fatto insieme. Ecco, diciamo Eva, riassumendo da questo punto di vista, che sei stata molto chiara e puntuale, alla fine parte anche questo dalla famiglia. La famiglia è l'elemento sostanziale per riuscire ad educare naturalmente i bambini a un certo tipo di vita sana. Quindi hai fatto anche un accenno proprio all'aspetto della televisione. Interessante il discorso dei video, quanto i video dal punto di vista psicologico possono influenzare i comportamenti dei bambini. Tante volte questi aspetti vengono dati un po' così per assodati, però ce li dimentichiamo molto spesso. Quindi magari come si faceva un tempo, andare a giocare fuori un pochino, un'ora fuori, sicuramente fa bene sia all'aspetto mentale che anche all'aspetto fisico. Quindi non si curano, scusate, non è neanche giusto dire non si curano, non si gestisce questo aspetto dell'educazione dei bambini solo nella restrizione, quindi non questo, no quello, ma anche attraverso un esempio e un comportamento coerente. Grazie Eva, con questo noi concludiamo questa puntata di Pronto Farmacia. Ricordiamo, rubrica realizzata in collaborazione con la Tenda TV e con il contributo della Vittorio
Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le farmacie comunali. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui naturalmente continueremo questo viaggio nel mondo dell'alimentazione, sviluppando qualche nuovo tema interessante e da conoscere e approfondire.